perché il gioco c'è stato. Diciamo che noi abbiamo giocato e loro facevano i gol. Ci siamo fatti 3 gol da soli, però penso che abbiamo giocato meglio noi, c'è 2 gol annullati, un palo, diverse occasioni. Noi se vedo, il risultato 3-1 è un po' troppo fasullo, perché per quello che è stato sul campo non abbiamo meritato di perdere, però il calcio si gioca per il gol e loro sono stati più bravi di noi. Senta Mihajlović, per quel che riguarda le statistiche fuori casa sono abbastanza impietose, le chiedo come si spiega questo rendimento insufficiente per quel che riguarda le gare giocate lontane da Bologna. Ma noi facciamo campionato nostro, dobbiamo salvarci, perciò siamo in piena zona, 28 punti, 6 punti da 8 punti, 6 punti da perciò potevamo far meglio, ma potevamo fare anche peggio, visto anche gli infortuni, visto anche che giochiamo sempre senza 3, 4, 5 almeno i titolari, perciò facciamo quello che possiamo fare. Poi abbiamo anche le colpe nostre, però oggi non posso dire nulla ai ragazzi, perché hanno fatto la partita, hanno creato, ma abbiamo preso gol sui errori individuali con i giocatori che hanno anche una certa esperienza, è questo che mi fa arrabbiare. Però che dobbiamo fare? Aspettiamo, prepariamo la prossima partita e cerchiamo di vincerla. Se giochiamo così siamo un pochino più attenti, e se giochiamo così sicuramente abbiamo tante possibilità di vincere. Il campionato è ancora lungo. Studio. Beppe Bergomi. Sì, ciao Sinisa. Io la vedo spesso la tua squadra, è sempre propositiva, propone gioco, crea occasioni, tu te la giochi a viso aperto con tutti, però ti ho sentito adesso dire che ogni tanto c'è qualche errore. Io volevo capire se nel percorso di crescita di una squadra cos'è che ti manca, cos'è che ti fa fare quel salto di qualità per non stare lì a pensare solamente alla retrocessione, o se anche ti spaventa questi 28 punti, ecco, questo volevo capire. Ma io ho sempre detto che il nostro obiettivo è quello di salvarci, perciò la squadra che abbiamo è una squadra che, dal punto di vista qualitativo, quando sta bene, quando ha un atteggiamento mentale ad altezza, è una squadra che può vincere contro chiunque, e l'abbiamo dimostrato. Quando ci manca questo troviamo fatica, perciò noi prestazioni le facciamo sempre, abbiamo nostra identità, abbiamo il gioco, i principi di gioco, facciamo con tutti la partita, poi qualche volta ci manca davanti, perché siamo una squadra che comunque crea tanto, ma per quello che crea segna poco, ma questo è stato sempre dall'inizio del campionato, perciò ci manca questo ulteriore step in avanti, ma forse anche la qualità dei giocatori. Sandro Vicini. Ciao Sinisa, si è capito insomma perché avevi corteggiato il tuo amico Ibra. Ovviamente appunto avrebbe potuto darti quella qualità nella fase offensiva di cui stavi parlando adesso, però a proposito di qualità offensiva volevo farti una domanda su Barro, no? Questo ragazzo che insomma qualità tecniche le conosciamo tutti, l'anno scorso da gennaio, se non ricordo male, ha fatto 9 gol. Quest'anno io mi aspettavo un salto di qualità proprio a livello di numeri, no? E invece è rimasto, credo, a 5 reti, pur giocando di più. Ecco, secondo te è un problema, appunto, tante volte parli della tua squadra giovane che deve crescere, è un problema di maturità, di età, oppure proprio di caratteristiche? Cioè, secondo te Barro sarà mai un uomo da 15-20 gol? Ma lui potenzialità ce l'ha. Noi, come ho detto, per me Barrow non è prima punta, è un attaccante esterno. Poi stiamo lavorando con lui per fare la prima punta, e anche là ha caratteristiche per farla, perché comunque uno, quando gli capita palla col, butta dentro, deve imparare i movimenti, tutto quello che stiamo facendo, però è un momento di transizione dove lui dobbiamo aspettarlo, dobbiamo avere pazienza e tutto per cercarlo di farlo insegnare, è normale, c'è alti e bassi,
Ma ci può arrivare a quelle cifre, secondo te? Può arrivare a quelle cifre? Ma ci potrebbe, dipende molto da lui. Noi più di quello, di allenarlo, di fargli capire cose, di farlo giocare, non possiamo fare. Poi dipende da lui, da dove vuole arrivare, quello che vuole fare e quanta cattiveria e quanta voglia ha da arrivare a certi livelli. Però lui ha le potenzialità per poterlo fare. Non è ancora prima punta, c'è ancora da lavorare. Lo dobbiamo fare e lo stiamo facendo, poi vediamo se riusciremo o no. Ne faccio una io e ti lascio. non viene? No. Se intanto cominciamo con la volere? No, perché dobbiamo registrare, allora prendiamo tutta. Vabbè. Ti do via, va. 40 minuti per prepararci, lasciamo. Eccomi, allora pare che ci siamo, stiamo facendo una prova del microfono, lo stiamo facendo. Sì, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Vediamo che cazzo proviamo, Radio Rai, dai. Dai, allora inizio. Faceva fatica a riconoscere quella con la Lazio che le è piaciuta, quella col Cagliari molto meno. A quella di stasera si può rimproverare davvero poco, un Bologna che ha giocato alla pari con il Napoli, ha sprecato anche occasioni importanti. Dal punto di vista della prestazione credo non abbia nulla da recriminare ai suoi. Diciamo che noi abbiamo giocato e loro hanno fatto gol. E abbiamo fatto gol tutti sui nostri errori, 3 gol regalati. Ma i ragazzi hanno fatto bene, l'atteggiamento mentale era giusto, abbiamo giocato, abbiamo fatto anche meglio del Napoli perché li abbiamo messi anche secondo tempo, il loro metà campo, tutto. Ho detto abbiamo preso il primo ma soprattutto gli ultimi 2 gol, così. Noi abbiamo fatto 2 gol, un palo, diverse occasioni. Però oggi non posso dire nulla, oggi la prestazione e l'atteggiamento è stato giusto, poi abbiamo preso gol come ho detto per errori individuali, la qualità, ma non si può nulla riproverare a loro. Mister, una Bologna poche volte così convincente nel corso della stagione, mi riferisco al gioco, al di là di tutte le occasioni. Non è vero. No? Non è vero, perché si vede che non hai guardato mai Bologna. Non è vero, questo non è vero. Allora non capisci nulla. Mi è sembrato di quelle che ho visto Bologna io. ha sempre fatto le prestazioni, se non ti è chiaro, sempre ha giocato, sempre ha fatto prestazioni, forse 2 o 3 partite su 30 che non ha fatto prestazioni, ma ha sempre fatto prestazioni, ma non sempre ha fatto risultato, quello è differente. Però noi abbiamo giocato spesso bene, spesso siamo stati superiori agli avversari, anche quelli più forti di noi, ma spesso anche non siamo riusciti a portare a casa vittoria, ma abbiamo giocato quasi sempre bene. Non dicevo di no, dicevo soltanto che un gioco così fluido era un complimento. Lo so che è un complimento, ma non è una rarità per noi, perché noi giochiamo a calcio, se tu vai indietro, guarda un po' le partite e vedi come gioca Bologna. L'unico rimpianto di questa sera è il risultato alla fine, però è un bel passo in avanti magari rispetto anche alla partita di Cagliari. Sicuramente oggi io non posso riproverare nulla ai ragazzi perché hanno fatto la prestazione, hanno fatto quello che dovevano fare. Diciamo, come ho detto prima, noi abbiamo giocato, loro hanno fatto gol, abbiamo preso gol sugli errori individuali, ci siamo fatti gol da soli, però abbiamo, penso, fatto meglio del loro come gioco. Secondo tempo gli abbiamo messo loro a metà campo, nei momenti su 2-0 abbiamo fatto 2-1, era là solo per continuare a giocare e abbiamo preso subito gol e tutto, perciò episodi non ci sono stati favorevoli, anche perché abbiamo preso un palo, 2 gol annullati, diverse occasioni. Loro sono stati più bravi a sfruttare occasioni che hanno avuto, ma non erano occasioni, diciamo, per merito loro, ma per demerito nostro, perché abbiamo fatto noi i sbagli. Noi occasioni che abbiamo avuto e tutto abbiamo fatto perché siamo andati per saldi alti, anche i gol che abbiamo fatto, occasioni che abbiamo creato, erano tutti arrivati attraverso il gioco.
Poi abbiamo perso e pazienza, però oggi non si può dire nulla ai ragazzi perché hanno fatto quello che dovevano fare. Dice qualche cosa di Scovolsen sul tipo di partita che ha fatto questa sera a Napoli? Scovolsen oggi ha fatto miglior partita da quando è a Bologna. Deve continuare così perché oggi è stato bravissimo, è stato determinante perché andava sempre via, non ha sbagliato una palla e si è reso pericoloso. Anche in fase difensiva è stato bravo, perciò ha fatto davvero una ottima partita e sono molto contento per lui. Grazie.